avuto delle conferme, ma io tuttora sono un insicuro. Cioè, quando io vado in un posto, pur sapendo, perché ormai sono una vecchia volpe, poi tra l'altro non ho girato il mondo per fare questo mestiere, quindi avrei voluto, forse mi sarebbe piaciuto, però nonostante questo ho sempre quell'ansia che mi dice ma chi lo sa, sarò all'altezza, farò questa cosa, che non ci sia un imprevisto, magari sia qualcosa che non conosco, che non ho visto, per cui diciamo che non mi sento mai arrivato, anche perché francamente mi dicono ma tu fai il fotografo, io faccio il fotografo, non so niente di fotografo, non ho studiato niente, non ho la più classe, mi arrabatto per vivere. Sì, adesso è una persona interessante, purtroppo non lo si incontra frequentemente per strada perché vive molto riservato, poi teme le malattie, ha paura del freddo, della sete, del caldo. Sì, lui ha una carriera di fotografo impegnato. Quindi devo dire che Andrea negli anni è stato un vero camaleonte, è riuscito sempre ad adattarsi, a vivere qua e a produrre questa bella serie di scatti sugli anni '80, di quando Venezia era ancora una città completa di residenti, mestieri e servizi. Ha una grande pazienza, non dico illimitata, ma ed è molto riservato. Lo sguardo profondo e vede molto al di là, dietro la fotografia c'è il suo sguardo, c'è tutto quello che ha immaginato e ha capito prima. Io sono autodidatta, nel senso che non ho studiato proprio un bel niente, quindi le uniche cose che studiavo era lì sui libri, sono un po' di libri di, non so, c'è Capa, Cartier-Bresson. Ho conosciuto Andrea Merola alla redazione veneziana dell'Unità. Era una redazione fantastica sul Canal Grande, in Corte del Remer a Canareggio, un palazzo dove c'era sia l'Unità, sia la CGIL, sia l'Istituto Gramsci. Lui ha un particolare stile sarcastico, di umor nero, anche se possiamo dire, ironico e sarcastico, che mantiene anche nella scrittura e racconta anche molto bene, perché in fin dei conti ha fatto anche il classico Merola. Signore e signori, Andrea Merola! E ci siamo divertiti. La logica era di fare un lavoro ma divertendosi anche. E comunque anche adesso, quando fa le fotografie, sono sempre calcolate bene. Una delle ultime foto che ha fatto, ha preso uno scatto meraviglioso della Meloni di Zaia e da sopra, a sorpresa, gli ha urlato "Presidente!" E ovviamente si sono alzati tutti e due, no? Per dire che sì, sto mona che ne chiama. Diciamo che anch'io pensavo che chissà un giorno le mie immagini avrebbero potuto cambiare in meglio, ovviamente, il mondo. È una persona che è come un po' una misura di Venezia. C'è questo problema di Venezia e la modernità, ma che è un problema che era già nell'Ottocento sentito. Io credo che la nostra età sia l'ultima generazione di veneziani autentici, cioè di veneziani che sono cresciuti in una città che era città, però siamo gli ultimi. Cerchiamo di resistere perché amiamo questa città. Lo dico che lui è una misura perché lui ha una memoria storica di quello che era prima. Quello a cui tengo è che le mie piccoline non hanno vissuto l'esperienza, quella venezianità, quel modo di vivere della città che abbiamo vissuto noi. Cioè viviamo senza idea del passato e senza prospettive del futuro, viviamo un eterno susseguirsi di istanti di presente, che è una cosa terribile, perché non si ha la misura se una cosa è bella o brutta, perché non la si paragona più al passato e non si ha più una visione del futuro. Vorrei lasciare loro un ricordo di una Venezia che poteva diventare un qualcosa di diverso, questo sì. Mi piacerebbe che la nostra generazione fosse stata capace di incidere di più, mostrare che un'altra Venezia era possibile. E ovviamente ognuno ha capito quello che voleva capire.